Buonasera a tutti e a tutte. Buonasera, buonasera. Mamma che belli. Grazie innanzitutto per essere sempre così numerosi. Non vi vedo tutti, ma insomma adesso c'è il faro che ci acceca, ma insomma nessuno, no? Non tutti. Non c'è nessuno, niente. Vediamo però una marea di gente, una marea di teste ed è veramente un piacere insomma accogliere qui con noi un amico che è Antonio Padovani, Grazie. regista del film Come Fratelli. Grazie, che presentiamo Marco. questa sera. Grazie davvero ad Antonio per aver Grazie a te. raccolto il nostro invito. Siamo felicissimi di accoglierti con questo grande abbraccio del pubblico di Cinema Zero. Volevo fare con te, Antonio, un piccolo passo indietro. Questa è la tua terza opera, il tuo terzo lungometraggio. Faccio un paio di passi indietro, anzi neanche tanti in realtà, perché tu sei arrivato a Pordenone diverse ore fa, all'inizio del pomeriggio, alle 2:30, e insieme ad Antonio siamo andati in carcere, in un posto un po' inconsueto, magari dove portare un regista, perché dentro il carcere come Cinema Zero organizziamo da molto tempo delle proiezioni. E Antonio ha colto subito il nostro invito a venire a proiettare Il Grande Passo, il suo secondo film. Perché mi ricollego a questo? Perché nel Grande Passo i due protagonisti, Battistone e Stefano Fresi, sono due fratelli di sangue. E quando ho visto il film, quando ho visto anche questo tuo nuovo lavoro, che già dal titolo evoca questo legame di fratellanza, mi è venuto in mente subito questo collegamento. Vorrei partire da qui, un po' anche da questo tuo interesse verso questo legame, questa storia familiare. Allora, intanto ringrazio voi perché adesso mando io le foto a Pierpaolo, siete splendidi e grazie per essere qui questa sera a luglio a vedere il cinema in uno veramente delle cornici più belle. Voi avete la fortuna non è lecchinaggio, di avere uno dei più bei cinema in Italia. Gestito bene, adesso è ancora più bello tra l'altro, e quindi andate al cinema perché è uno degli ultimi posti in cui come questa sera è possibile vivere una esperienza comune, e quando è gestito così è ancora più bello. Detto questo, ti ringrazio molto per oggi, è stato bellissimo, è stata un'emozione veramente forte portare il mio secondo film al carcere. È un voce? È un film che purtroppo è stato un po' sfortunato, Il Grande Passo, perché è uscito durante il Covid, il 14 agosto del 2020. Sono stato al cinema io e mia nonna, poi lei è morta e l'ho visto praticamente solo io di vivo oggi. E hai ragione, quello era un film per me molto personale, l'ho scritto io. Invece questa storia mi è stata proposta dalla produzione perché abitavo a Treviso, penso io, così risparmiavano sull'hotel, sulla Diageo, insomma tutte quelle robe là. E mi hanno chiamato relativamente presto rispetto all'inizio, cioè tardi, a ridosso dell'inizio delle riprese, e quando ho letto la sceneggiatura mi sono innamorato di questi, che in realtà sono 4 fratelli, di questi due, in realtà nessuno di loro è fratello, ma insomma lo vedrete, di questi uomini che vengono messi in scena in questo film. E penso che sia Il Grande Passo che questo film alla fine, spero, possano lasciarvi con la sensazione che in fin dei conti la famiglia è quel posto in cui le persone si prendono cura a vicenda, al di là dei legami, al di là di tutto, in cui si condividono i sogni, i dolori, e forse questo è il punto di contatto con questi due film. A me è piaciuta molto la storia perché mette in scena due uomini, come ce ne sono tantissimi nel mondo, ma pochissimi raccontati nel cinema. Non sono maschi alfa, non sono, perché tra l'altro uno è Spollon, quindi anche volendo era impossibile fare maschi alfa, ma sono degli uomini che hanno le loro fragilità, non hanno paura di parlarne, e vengono un po' obbligati dalla vicenda raccontata nel film a fare i conti con queste fragilità, e per il bene dei loro figli cercano una via per trovare una felicità per tutti. Basta, questo mi sembra che possa essere il contatto. Però hai scelto una chiave molto anche coraggiosa, nel senso alla fine poi... Come alla fine? Lo vedrete, no? Dico, alla fine hai messo in scena 4 uomini fondamentalmente, come dicevi tu, 2 padri e 2 figli. Questi 2 padri che insomma, senza spoilerare niente, insomma, si ritrovano diciamo, a dover crescere, a dover anche affrontare questa grande sfida che è diventare padri. Come hai lavorato con loro sul set anche per creare un rapporto? Dicevi giustamente, questi attori diciamo, non si conoscono, come si crea questa alchimia anche sul set, come si lavora in questo senso? Ma devo dire, io sono stato molto fortunato perché sia Pierpaolo Spollon che Francesco Centorame sono molto giovani, ma sono anche già molto esperti.
hanno fatto tanta TV, hanno anche già fatto cinema, e entrambi sono genitori, sono padri, e tenevano moltissimo a questo film, e si vede, secondo me, io spero che voi lo percepiate vedendo il film, l'affetto che ho io e che hanno loro verso questi personaggi. E a fianco a loro ci sono 2 bambini che hanno 4-5 anni, e abbiamo fatto queste 5 settimane insieme che per me sono sembrate 72 anni a volte. Il film mi ha fatto andare dall'avere tanta voglia di diventare padre all'essere un anticoncezionale a seconda delle giornate. Non vi racconto i dettagli di come sono stati diretti i bambini perché vi rovinerebbe il film, magari ve li racconto la prossima volta. Però è stato fondamentale, c'è stata una grande attenzione di tutta la troupe. Spesso nel nostro cinema succede che uno dice azione e senti l'elettricista che sta guardando la partita sul cellulare. Invece qui c'è stata proprio una famiglia allargata, tutti quanti ci siamo messi, abbiamo creato un luogo protetto, un nido in cui anche i bambini potessero sentirsi a proprio agio, e loro 2, finite le riprese di 10 ore, a volte uscivano a cena anche con me, con i bambini, e cercavamo appunto di creare questo rapporto importante poi per il film. Però i bambini come li avete scelti? Nel senso che anche molti nostri ospiti che hanno lavorato con degli attori giovani, giovanissimi, penso a Roberto Pasolini, Salvatore, insomma, ci hanno detto, ecco, se c'è una parola, proprio volendone cercare una, insomma, per definire e lavorare con i bambini, è ovviamente imprevedibile, cioè tutto può andare, può succedere tutto al contrario di tutto, disfano tutto, viene perfetto, non si sa mai quello che può durare 1 minuto o 10 ore. Come li avete scelti? Come hai lavorato? Allora, uno è mio figlio perché si chiama Giacomo Padovan. No, non è vero, me l'hanno chiesto tutti, me l'ha chiesto l'altro giorno Repubblica, la giornalista di Repubblica che doveva fare l'articolo in seconda pagina, mi ha detto, ma suo figlio è stato bravissimo. Ho detto, no, non è mio figlio, Padovan è un cognome che ce ne sono, vi giuro che non abbiamo nessun legame di sangue, è di Belluno tra l'altro il bambino. Allora, i bambini portano questa cosa che è la verità assoluta, che per quanto è l'attore più bravo del mondo, comunque l'attore la ricrea. E è stato molto, abbiamo fatto diversi sabati prima di 8 ore in cui cercavamo i bambini, venivano con i genitori, e poi man mano, un po' come dei gironi eliminazione, sono arrivati 2 e cercavamo di creare la coppia di bambini che funzionasse molto bene. Però ci sono bambini di 4 anni, bambini di 6 mesi, bambini di 1 anno, e ci sono anche dei neonati in questo film. C'era un bambino, ad esempio, in una scena al supermercato che doveva piangere, aveva pochi mesi e non piangeva. Mai. Proprio era il bambino più pacifico del mondo. Col produttore, l'unico bambino che non piange. Cioè. L'unico stronzo che non piange, il bambino che non piange. E il produttore mi dice, guarda che sono 50.000 euro se fai ritardo oggi, perché qui la location. E la mamma a un certo punto ha detto, ma se volete potete strappargli i capelli. Ho detto, ma come strappargli i capelli, signor? La madre. Ho detto, vabbè, dovrei dirlo io e lei dire di no, invece è il contrario. E lì gli davano, cioè gli abbiamo dato dei biscotti, e quando lui apriva la bocca per mangiarli li tenevamo via all'ultimo. Quello piangevo anch'io insieme a lui. Abbiamo un manifesto dell'inclusione e del rispetto come Cinema Zero. Nessun bambino è stato maltrattato in questo film. Quasi nessun bambino. Quasi. Senti, a proposito di attori, bambini, c'è anche un volto noto e amatissimo, insomma, dal pubblico di Cinema Zero, che è Giuseppe Battistone, questo nome che evoca, insomma, tanti ricordi. Con questo bambino un po' cresciuto, com'è andata l'avventura? Cioè, purtroppo ognuno ha la musa che si merita. Io ho fatto 2 film con Giuseppe, questo è il terzo, e negli altri 2 lui era il protagonista, siamo molto amici. E qui c'era un piccolo ruolo, però gli ho detto, Giuseppe, io se faccio un film senza di te mi sembra meno un film, e vieni a farlo. Va bene, però voglio parlare in friulano, va bene, però poi ha fatto un mix in realtà di cose, sembra un friulano che vive a Treviso, ha fatto una roba tutta sua. Abbiamo creato questo personaggio che c'è pochino nel film, però quando arriva lui è sempre un leone, secondo me, io sono innamoratissimo. Fa molto ridere perché lui fa questo agente immobiliare un po' dismesso, un po' sfigato, che cerca di appioppare gli appartamenti ai protagonisti, e quasi a fine riprese il responsabile degli effetti speciali del film
è arrivato un giorno sudando da me, mi ha detto: Antonio, mi sono accorto di una cosa, dobbiamo riaprire assolutamente il film, ci sono delle scene in cui Giuseppe ha la forfora, bisogna toglierla a computer. Ho detto no, l'abbiamo messa apposta la forfora, cioè, abbiamo fatto delle... che lui ci teneva ad avere anche questa spruzzatina di neve sulle spalle, perché insomma lo vedrete, ecco, lo vedrete. Ovviamente è stato un bellissimo regalo, io ogni volta che sto sul set e dirigo Giuseppe mi diverto da morire, però devo dire che i due protagonisti, Pierpaolo e Francesco, hanno portato quello che dice lui, purtroppo ha ragione, un cuore al film. Spero che questa cosa vi piaccia, e se vi piace consigliatelo. Dico un'ultima cosa, è un film piccolo che però appunto noi ci abbiamo messo tutto l'affetto possibile. Incredibilmente è l'unico film italiano nella top 10 al box office in Italia da 10 giorni, da quando è uscito, ed è importante che una storia originale italiana vada bene al cinema. Secondo me noi registi italiani un po' dobbiamo riguadagnarci la fiducia del pubblico, che anche giustamente secondo me è un po' scemata negli anni. Però è importante, soprattutto in un periodo come l'estate in cui al cinema ci andavo solo io e mia nonna, di cercare di sostenerli, se vi piace. Ovviamente se non vi piace non dite niente a nessuno o consigliatelo a gente che vi sta sui maroni. Grazie a tutti voi, grazie ancora a Antonio Padovani. Grazie mille, buona visione, grazie. Buona visione.